È record di contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, 1817 in 24 ore, mai così tanti da inizio pandemia, ma restano stabili aree mediche e terapie intensive. Positivo l'assessore Pizzimenti in isolamento Fedriga. Era fuggito in Svizzera per evitare l'arresto per favoreggiamento dell'immigrazione, ma è rientrato in Italia per richiedere il reddito di cittadinanza, arrestato quarantenne iracheno a Trieste. 10 comuni del Pordenonese hanno sforato i limiti consentiti di polveri sottili. Al via le prime limitazioni, riscaldamento e traffico, misure a partire da domani fino a data da destinarsi. Protesta di una novantina di famiglie a Udine nella zona di San Domenico. L'Ater deve sfrattare gli abitanti per lavori di ristrutturazione. Sarà assegnata nuova sistemazione tra i residenti, molti anziani e disabili. I dilettanti tornano in campo come da calendario il 16 gennaio. Il comitato regionale esclude lo slittamento della ripartenza a febbraio come accade in Veneto. Il calcio giovanile invece dovrà aspettare. A tutti voi buonasera, ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale. È il record assoluto di contagi nella nostra regione dall'inizio della pandemia. 1817 positivi rilevati nelle ultime 24 ore, 400 in più rispetto al record precedente, quello fatto segnare il 28 novembre 2020. È un dato spinto dall'effetto coda del periodo festivo, ha commentato il vicepresidente della regione Riccardi. Resta sostanzialmente stabile l'occupazione dei posti letto Covid sia in terapia intensiva che nelle altre aree mediche. 1817 positivi nelle ultime 24 ore. È il più alto numero di nuovi contagi mai registrato in Friuli Venezia Giulia fin dall'inizio della pandemia. L'ormai secondo giorno più nero, il 28 novembre 2020, è distante più di 400 positivi. Un dato che fa paura, anche se il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi getta acqua sul fuoco e dice è l'effetto coda del periodo festivo. In realtà il dato, altissimo, come detto, è da leggere insieme a quelli dello stesso giorno dello scorso anno, quando negli ospedali regionali c'erano 60 pazienti nelle terapie intensive e 655 negli altri reparti, e le vaccinazioni erano partite da poco più di 48 ore. Oggi invece i numeri sono più che dimezzati, 27 pazienti in terapia intensiva, di cui l'assoluta maggioranza non vaccinati, e 278 nelle altre aree mediche. Un dato chiaro che dimostra quanto il vaccino abbia cambiato non solo la percezione, ma anche la realtà dei numeri che ogni giorno ci troviamo davanti agli occhi. Un anno fa il Friuli altalenava tra la zona rossa e quella arancione. Oggi invece, proprio per i tassi di occupazione ancora non preoccupanti, resta saldamente in zona gialla. Anche il dato sugli isolamenti 365 giorni fa era peggiore. Oggi i friulani fermati a casa sono 9.463. Lo scorso anno erano più di 11.000. Di Covid e con Covid però purtroppo si continua a morire. Anche in questo caso i numeri impallidiscono rispetto al confronto con i mesi autunnali del 2020. 6 le vittime nelle ultime 24 ore, di cui la più giovane di 76 anni. E anche in questo caso la percentuale di non vaccinati è purtroppo molto alta. Sta bene, ma è positivo al tampone l'assessore regionale Graziano Pizzimenti, in isolamento anche il presidente della regione Fedriga per un contatto con un positivo. Al momento l'unico positivo è l'assessore alle infrastrutture Graziano Pizzimenti e quindi anche la giunta è vittima del contagio da Covid con il presidente della regione Massimiliano Fedriga in isolamento a causa di un contatto con un soggetto poi risultato positivo. Andando con ordine, il contagio non è legato alla riunione dell'esecutivo del 23 dicembre scorso, quando si era tenuta anche la conferenza per il bilancio di fine anno. Pizzimenti è risultato positivo a un tampone del 27 dicembre. Al momento sta bene, un po' di raffreddore e mal di gola, ma rispetto al 2020 assolutamente nulla di grave, racconta al telefono, confermando inoltre di essersi sottoposto alla terza dose di vaccino a novembre. Discorso completamente diverso per Fedriga, il quale è in isolamento per il contatto con un positivo. Il governatore si è sottoposto a tampone, risultato negativo, ma sta lavorando da casa per evitare ogni possibile rischio. E sulle quarantene sono attese novità da Roma, dove in queste ore è in corso il Consiglio dei Ministri.
Per i vaccinati che entrano in contatto con un positivo, nessuna quarantena se impegnati nei servizi essenziali, ma con obbligo di indossare la FFP2 per una settimana, 5 giorni invece per quei lavoratori che non hanno fatto la terza dose o la seconda da più di 4 mesi. Per i Novax resta la tolleranza zero con 10 giorni più tampone negativo o 14 giorni senza bisogno di tampone in caso di contatto con positivo. Questo il punto di equilibrio tra la richiesta delle regioni e il comitato tecnico scientifico su cui dovrà esprimersi il governo, entrando nei dettagli e nelle eventuali gradualità delle misure. Giornata intensa quella odierna, iniziata con una riunione dei governatori che hanno chiesto l'azzeramento della quarantena, vista l'oggettiva impossibilità di fare il tracciamento per chi è entrato a contatto con un positivo, se vaccinato in terza dose, e poi l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori. Su quest'ultimo aspetto la decisione dell'esecutivo potrebbe slittare a dopo Capodanno, in quanto non c'è una unità politica con Lega contraria e 5 Stelle titubante. Si potrebbe però partire dai dipendenti pubblici che già in passato erano stati indicati come una delle papabili categorie con obbligo. Dopo il presidente della regione Fedriga, anche il ministro triestino delle politiche agricole Patuanelli è stato oggetto di minacce da parte dei movimenti Novax. Il ministero ha fatto sapere di aver ricevuto una busta indirizzata a Patuanelli con minacce di morte e una sostanza non identificata che sarà ora analizzata dai vigili del fuoco. La busta non è mai arrivata al ministro Patuanelli, ma è stata intercettata dai servizi di sicurezza, e solidarietà a Patuanelli è arrivata da tutta la politica, a partire dal ministro degli esteri Luigi Di Maio e dal presidente della Camera Roberto Fico. Le forze dell'ordine nella notte di Capodanno controlleranno i grandi assembramenti e le feste private e pubbliche che rischiano di diventare pericolosi focolai di trasmissione del virus. E questa l'indicazione che arriva dalla prefettura di Udine. Niente caccia al cenone, ma controlli mirati, sia della polizia locale che di quella postale, per individuare gli assembramenti più grossi e le feste private in locali pubblici. Sono queste le indicazioni che arrivano dal prefetto di Udine Massimo Marchesiello in vista delle festività di Capodanno dopo il divieto delle feste di piazza accettato e recepito dai comuni della provincia di Udine. La regola principale deve essere sempre quella del buonsenso, ha spiegato Marchesiello. Ovviamente, se abbiamo invitato a cancellare le feste in piazza, non spingiamo certo la gente ad organizzare feste private. I controlli delle forze dell'ordine sono mirati ai grandi assembramenti e alle feste nei locali pubblici, in cui il rischio aumenta a dismisura. Oltre alle verifiche sul territorio con polizia locale, carabinieri e polizia di Stato, abbiamo predisposto un apposito controllo della polizia postale per intercettare sul nascere feste private con grandi numeri. Occhi puntati quindi sulle grandi feste nei ristoranti e nei locali pubblici, ma l'obiettivo principale resta la limitazione degli assembramenti. Dipenderà da situazione a situazione, gli uomini sul territorio, conclude Marchesiello, avranno il compito di vigilare affinché gli sforzi di tutti non siano vani. Torna in Italia per avviare le pratiche per il reddito di cittadinanza, ma scatta l'arresto. Il quarantenne iracheno era infatti latitante da febbraio, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Rientra in Italia per avviare le pratiche per il reddito di cittadinanza, ma ad attendere il latitante ci sono gli agenti della Digos di Trieste. È finita con l'arresto la fuga di un quarantenne cittadino iracheno che faceva parte della cellula triestina indagata a febbraio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Come il resto del gruppo, 9 gli arresti in carcere e altrettanti ai domiciliari, il quarantenne è accusato di aver favorito il transito di clandestini provenienti dall'area del Kurdistan e diretti in varie parti d'Italia, anche attraverso documenti falsi dietro versamento di ingenti somme di denaro. A suo carico era stato emesso un ordine di custodia cautelare in carcere, ma il quarantenne si era sottratto alla giustizia, fuggendo in Svizzera. Nei giorni scorsi il rientro a Trieste per avviare l'iter per risultare fittiziamente domiciliato in città e poter così beneficiare delle misure di sostegno, a partire proprio dal reddito di cittadinanza. Un camion con un carico di cosce di maiale provenienti dalla Spagna e diretto a San Daniele si è ribaltato in autostrada in Liguria perdendo il carico. Il consorzio del prosciutto di San Daniele specifica che non erano destinate al circuito DOP.
La notte tra il 23 e il 24 dicembre un carico di prosciutti freschi si è rovesciato sull'asfalto della A10 non lontano da Genova, dopo il ribaltamento di un mezzo pesante. Il tir era in arrivo dalla Spagna e diretto a San Daniele e la notizia del carico in arrivo in Friuli ha destato subito perplessità, in quanto il disciplinare DOP prevede l'utilizzo di materia prima esclusivamente italiana. Sull'incidente è quindi intervenuto il consorzio del prosciutto di San Daniele attraverso una nota che spiega come la partita di cosce di suino fresche proveniente da macelli spagnoli fosse destinata a una lavorazione diversa dal San Daniele DOP. Negli stabilimenti localizzati esclusivamente nel comune di San Daniele è possibile lavorare e stagionare anche cosce di suino non destinati a prodotti DOP senza alcuna irregolarità. Ogni anno, scrive ancora la nota, sono lavorate circa 400.000 cosce di suino che al termine della stagionatura non possiederanno la denominazione prosciutto di San Daniele. Ad ulteriore conferma, dalle immagini si evince che le cosce in oggetto non erano destinate alla lavorazione del San Daniele DOP perché prive dello zampino previsto dal disciplinare di produzione. Il consorzio ricorda poi come il disciplinare stesso stabilisca che le cosce per la produzione della DOP debbano provenire esclusivamente da 10 regioni del centro Italia. La tracciabilità del prodotto, fa sapere infine il consorzio, è sempre riscontrabile sulle cosce con gli appositi tatuaggi applicati sin dalla nascita del suino. 85.000 fuochi d'artificio illegali sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pordenone. Erano ammassati all'interno di un deposito chiuso, tra l'altro adiacente ad un locale contenente del materiale altamente infiammabile. I finanzieri della tenenza di Spilimbergo hanno rinvenuto fuochi d'artificio stoccati in violazione della normativa vigente. Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro di 742 confezioni per un totale di oltre 85.000 pezzi di artifizi pirotecnici e alla denuncia all'autorità giudiziaria del titolare di nazionalità cinese. I finanzieri hanno operato con l'approssimarsi del Capodanno attraverso uno specifico monitoraggio finalizzato alla repressione delle violazioni in materia di commercio di manufatti pirotecnici e materiali esplodenti. È in quel deposito chiuso che le Fiamme Gialle hanno riscontrato come gli articoli fossero ammassati in assenza di idonee precauzioni. Versa in gravi condizioni, trasportato nella notte in volo all'ospedale di Udine, un uomo di 30 anni che ieri attorno alle 22, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta in via Pordenone ad Aviano, è stato travolto da una Chevrolet e ha riportato nell'impatto ferite molto gravi, perdendo conoscenza. Un uomo di 88 anni è rimasto intossicato questo pomeriggio a Udine nella sua abitazione di via Valente per una perdita di gas accidentale dal fornello che stava utilizzando per preparare un pasto caldo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Udine, è sempre rimasto cosciente, non è in pericolo di vita. Lo Stato ha impugnato la legge regionale sugli impianti fotovoltaici, scontro tra maggioranza e opposizione con il PD che parla di occasione persa e l'assessore Scoccimarro che evidenzia invece la necessità di tutelare il territorio dalla creazione di mega centrali. Il governo ha impugnato la legge sulla realizzazione degli impianti fotovoltaici della regione Friuli Venezia Giulia. La decisione è stata presa dal ministro per gli affari regionali e autonomia Maria Stella Gelmini sulla misura che pone il limite di 1 megawatt sugli impianti creati nei terreni agricoli. Ora a diramare la questione sarà la Corte Costituzionale, ma intanto il Partito Democratico con il segretario regionale Cristiano Sciaurli parla di un'occasione persa per essere regione all'avanguardia sui temi ambientali, coniugando energie rinnovabili e riduzione del consumo di suolo. Per l'ennesima volta il centrodestra sull'ambiente fallisce e lascia soli cittadini e sindaci. Rischiamo, rincara Sciaurli, di vedere scomparire migliaia di ettari di terreni naturali e agricoli. L'assessore regionale all'ambiente Fabio Scaccimarro parla di impugnazione che era possibile, ma abbiamo lavorato nella direzione giusta e infatti il Ministero della Cultura ci ha dato ragione. Ho sempre sostenuto la necessità di trovare un equilibrio tra ambiente e necessità dell'uomo, ma l'attuale situazione rischiava di vederci invasi da richieste di multinazionali straniere interessate più al profitto che alla tutela dei nostri territori. La pandemia potrebbe condizionare anche l'elezione del Presidente della Repubblica e mentre a Roma si discute su come votare in sicurezza, in Friuli Venezia Giulia si delineano i nomi dei 3 grandi elettori.
Massimiliano Fedriga in qualità di Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Piero Mauro Zanin in qualità di Presidente del Consiglio regionale. Questi i due nomi certi dei tre che dovranno andare a Roma il 18 gennaio, salvo imprevisti legati al Covid, a votare il Presidente della Repubblica che succederà a Sergio Mattarella. Il terzo nome che circola in maniera ufficiosa è quello di Sergio Bolzonello, consigliere regionale, ex capogruppo del Partito Democratico ed ex candidato presidente proprio contro Massimiliano Fedriga. Quella di Bolzonello è una figura apprezzata anche dalla maggioranza che, se il nome fosse quello più forte, non avrebbe problemi a sostenerlo, anzi. Cristian Sergo, capogruppo del Movimento 5 Stelle, il gruppo più numeroso delle opposizioni dopo il PD, conferma che da parte loro al momento non ci sono velleità a causa ovviamente dei numeri che non consentono colpi di mano. Se il PD dovesse spaccarsi all'interno, però, noi ci infiliamo volentieri, ma la vedo un'ipotesi difficile, spiega Sergo. Al momento siamo aperti a qualsiasi ipotesi, ma è un tema che non abbiamo ancora affrontato, non essendoci stati presentati in maniera diretta i candidati. Da domani in 10 comuni del Pordenonese scatteranno le prime limitazioni al traffico per il superamento delle polveri sottili nell'aria. Aria troppo inquinata, scattano le prime limitazioni della stagione 2021-2022. La tregua è finita, è rimasto deluso chi si era illuso che smog e polveri sottili potessero rimanere ancora su livelli accettabili. Del resto però era prevedibile che il calo delle temperature e la ripresa della circolazione stradale potessero comportare un repentino peggioramento della qualità dell'aria. Così da domani, fino a data da destinarsi, entreranno in vigore le misure di emergenza stabilite dal piano antismog. Interesseranno non solo Pordenone, ma tutti i comuni che hanno aderito al piano aria. Azzano Decimo, Casalsa della Delizia, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Pasiano, Porcia, Prata, Roveredo in Piano, San Quirino, San Vito al Tagliamento e Zoppola. Sarà importante per esempio ridurre di 2 gradi la temperatura media impostata internamente agli edifici. Quella massima impostata all'interno degli edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricreative, di culto e sportive non potrà superare i 20 gradi. Negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili invece non potrà superare i 18. Sono esentati ospedali, cliniche, case di cura e di riposo, centri diurni, scuole o abitazioni in cui risiedono persone affette da malattie croniche. Altra questione è quella relativa al divieto di accendere i fuochi all'aperto. A Pordenone inoltre saranno in vigore i limiti alla circolazione all'interno del ring per i veicoli più inquinanti. A Udine Ater riqualifica la zona residenziale di via Derna con l'abbattimento di diverse vecchie palazzine, ma decine di famiglie che vivono in questi alloggi chiedono di poter restare nelle loro case, dunque di bloccare il progetto. Sono case valide, che non è il caso proprio, non meritano buttate giù, non meritano. Una settantina di famiglie che abitano nei condomini di via Derna e via Faula a Udine chiedono ad Ater e al comune, rispettivamente gestore e proprietario degli immobili, di bloccare il progetto di demolizione di alcune palazzine. Il piano, organizzato in più lotti, prevede un trasferimento dei condomini in altri alloggi di Udine, alcuni dei quali già individuati in via San Valentino, e la successiva costruzione di nuove strutture residenziali sicure e moderne. Molte famiglie però preferiscono restare nei loro alloggi dove abitano da decenni perché li ritengono ampli, confortevoli e comodi. Molti sono anziani e non vogliono cambiare abitudini e relazioni di vicinato. La proposta è stata di essere comunque spostati in alloggi Ater, fra virgolette, provvisori, per rientrare a lavori ultimati. Obbligherà molte persone di noi a dover cambiare i mobili. E quei soldi io dove li vado a prendere, scusatemi. E poi c'è qualcuno che ha avuto la possibilità di metterle a posto, che è un delitto buttarle giù. No, si chiede solo di non buttarle, di non demolire e rimanere qui. Ater e comune rassicurano le famiglie, sarà attivato un punto di ascolto nel quartiere, cui tutti potranno fare riferimento per esporre le proprie necessità. Non sarà insomma un iter calato dall'alto. Restando a Udine, oggi l'ultima giunta comunale dell'anno, deliberato tra l'altro il progetto di una nuova pista ciclabile verso Pasian di Prato e Campo Formido. Nuovi spazi espositivi, celle frigorifere e piattaforme agroalimentari. Li prevede un ampliamento che la Giunta Comunale di Udine ha deliberato per il mercato ortofrutticolo di Piazzale dell'Agricoltura, un progetto che vale quasi 5 milioni di euro per il primo lotto. Quindi questo primo lotto ci permette di creare 2 piattaforme importanti
che possono ospitare il fresco con tutta una serie di celle coinventate e faranno da riferimento non solo nel Triveneto ma anche dell'Italia, alla Slovenia, alla vicina Austria. L'esecutivo del sindaco Pietro Fontanini ha poi approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione di una ciclovia che collegherà Udine con Pasian di Prato e Campoformido. 2 milioni di euro l'intervento. Noi, dialogando con tutti i comuni dell'Interland, riusciamo a completare quest'opera. La ciclabile praticamente Udine, Villa Primavera, Campoformido, praticamente con la devoluzione che abbiamo avuto dalla Regione di 2 milioni di euro, riusciamo a ristrutturare completamente il ponte canale, che è l'attraversamento sul Cormor. Deliberato infine l'iter che prevede l'illuminazione a LED dei palazzi storici di Udine per rendere la città ancora più attraente sotto il profilo turistico, anche nella notte. Nell'anno che sta per concludersi, il Friuli Venezia Giulia ha mostrato segni di ostilità all'accoglienza, portati avanti anche dalle istituzioni. La denuncia arriva dal presidente del Consorzio Italiano Solidarietà di Trieste, Schiavone. L'anno 2021 è stato un anno, devo dire, molto difficile per il Friuli Venezia Giulia per i temi di cui ci occupiamo, cioè dei diritti fondamentali delle persone. È stato l'anno nella quale si è posto fine, e questa è la prima buona notizia, alle politiche di respingimento illegale che sono state praticate ampiamente nel 2020. Oggi lo stesso governo riconosce essere stata una pagina di illegalità che purtroppo però in Friuli Venezia Giulia è stata molto praticata e sostenuta dalla politica. Quindi una vicenda molto oscura per questa regione, sulla quale va fatta ancora piena chiarezza. Il Friuli è una regione immobile sostanzialmente, nella quale non nascono programmi di accoglienza, nella quale continua a esserci un clima estremamente pesante e direi violento. E pare davvero singolare, diciamo, che anche i comuni del Friuli Venezia Giulia non siano disponibili a questi accordi per accogliere, ecco, questa accoglienza diffusa, alcuni piccoli gruppi, no? Che, come dire, non per farli scomparire nella loro piccolezza, ma che non darebbero neanche una visibilità tale da suscitare contrasto e aiuterebbero poco a poco a una maggiore disponibilità, accoglienza. Pare che sia fermo tutto. L'Interporto di Pordenone pensa ad espandersi. Nel mirino c'è un'area dismessa a Cusano di Zoppola. L'idea c'è ed è appetibile. L'Interporto di Pordenone vorrebbe creare un nuovo polo logistico in un'area da anni dismessa, quella dell'Ideal Standard a Cusano di Zoppola, così da mettere a disposizione i propri servizi ad una zona industriale in forte crescita come quella di San Vito al Tagliamento. Visto che non c'è la possibilità di consumare altro suolo e visto che questo si trova in una posizione strategica, portarlo in chiave logistica in un bacino industriale come quello che ho descritto sicuramente è una cosa sana e buona e giusta. Tutto questo è realizzabile come? Attraverso investimenti che sicuramente dobbiamo attrarre dall'esterno. Interporto, qualora venisse data la forza, potrebbe competere. Interporto Pordenone sta per concludere il 2021 registrando numeri positivi. 80 le aziende insediate con un fatturato di 183 milioni di euro e 800 addetti. In crescita il numero dei treni settimanali e quello dei camion giornalieri. Al di là degli investimenti che puntano a potenziare la logistica, entro il 2030 l'obiettivo è di risparmiare l'emissione di 100.000 tonnellate di anidride carbonica l'anno. Calzini di lana realizzati a mano dalle donne della Val Pesarina. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per costruire pozzi d'acqua potabile in Tanzania. Il titolo originale è L'aga di Andrea. L'aga di Andrea è un giovane che appunto ancora giovane, troppo giovane, è mancato e il suo sogno era quello di rendersi utile per i paesi dell'Africa, per aiutarli in qualche modo, ma la malattia lo ha avuto il sopravvento. L'iniziativa appunto è nata per poter far continuare a vivere Andrea, ma non solo lui. E quindi attraverso il lavoro delle donne della montagna, in particolar modo i calzini fatti a mano, rigorosamente fatti a mano, e poi attraverso questi calzini, i calzini regalati, donati
al gruppo che si interessa, no, di portare avanti questa iniziativa, vengono esposti e venduti. Con il ricavato si costruiscono i pozzi d'acqua in Africa. Il primo pozzo costruito nell'isola di Pemba è stato proprio intitolato ad Andrea. Piste da sci prese d'assalto in regione dopo la scorsa stagione con gli impianti chiusi. Con Alessandro Spaliviero, responsabile del polo di Tarvisio, vediamo come stanno andando gli accessi per chi vuole divertirsi sulla neve. Sorprendentemente bene, perché abbiamo veramente una grossa affluenza. Mancano gli austriaci, che sono quelli sotto lockdown. Il primissimo bilancio è buono, poi bisogna vedere con cosa lo andiamo a paragonare. Adesso una stagione così, dal punto di vista meteorologico, con la neve, col tempo che c'è stata, era da un po' di anni che non l'avevamo. Avere tutte le piste aperte a metà dicembre, scusate, è una cosa quasi incredibile, però tra le nevicate copiose che ci sono state e l'innevamento programmato siamo riusciti, e per Natale abbiamo aperto tutto. E questo è stato senz'altro, ci ha aiutato, per cui andare a paragonare il mese di dicembre di quest'anno con mesi di dicembre precedenti è un po' difficile, perché c'erano problemi di neve, di innevamento, di piste chiuse e tutto. Noi siamo molto bene. E restiamo in montagna a Tolmezzo per una natività speciale. La Carnia sarà protagonista in piazza San Pietro per il Natale 2022 con il presepe di Sutrio. La Fondazione Museo Carnico, insieme alla comunità di montagne della Carnia e ai comuni del territorio, hanno voluto dare il proprio contributo per sostenere questo progetto. Negli spazi all'aperto del museo, per tutte le festività, una natività speciale con figure realizzate in legno ideate da Stefano Comelli con la collaborazione fotografica di Ulderica da Pozzo. In senso radiale rispetto alla grande pietra centrale, 28 personaggi del presepe, ognuno a simboleggiare i comuni della Carnia, accoglieranno i visitatori in uno scenario suggestivo a simboleggiare il superamento dei confini geografici e l'apertura verso l'altro. Grazie al coinvolgimento di tutti i comuni della Carnia, anche con un contributo economico, siamo riusciti a fare in tempi strettissimi queste sagome, create tra l'altro dall'artista che segue il progetto per Roma. Per noi sarà importante che i cittadini di Tolmezzo, ma non solo, di tutta la Carnia e anche di tutto il Friuli Venezia Giulia, venga qui a visitare questo presepe e si renderà conto proprio di questo cammino che noi stiamo facendo verso il 2022, nel portare tutta la Carnia, ma non solo la Carnia, tutto il Friuli Venezia Giulia nella piazza della cristianità più importante del mondo. Contrariamente a quanto accade in Veneto, in Friuli Venezia Giulia la ripartenza del calcio dilettanti non slitterà a febbraio. Si riparte regolarmente il 16 gennaio, decisione che verrà ufficializzata nei prossimi giorni. Si attende invece per quanto riguarda il settore giovanile. Ne parliamo tra poco a Sport FVG, a seguire le previsioni del tempo. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buona serata a tutti voi.